Agitazione dei medici di base, ripresa la trattativa tra Regione e Camici Bianchi, incontro che si è svolto in un clima collaborativo, prossimo vertice lunedì prossimo, cruciale per scongiurare il nuovo pacchetto di scioperi. Nel 2018 in vigore il reddito di inclusione per contrastare la povertà e favorire l'inserimento sociale, tanti cittadini che in questi giorni stanno contattando i comuni per avere informazioni. Si erano seduti sui binari per fumarsi una sigaretta proprio mentre alle loro spalle stava per arrivare il treno. Due ragazzini sono stati tratti in salvo dagli agenti delle volanti, è accaduto a Paese. Omicidio e sequestro di persona, la procura di Treviso ha aperto un nuovo fascicolo sulla sparizione della 43enne ucraina Sofia, intanto si indaga anche sull'impiccagione del compagno Daniel Albanese. La rinazione della chiesa di Cornuda, rubata la corona della statua della Madonna, e dopo lo sconcerto dei fedeli il parroco lancia un appello ai responsabili. Dopo un mese di lavori e polemiche, oggi la riapertura di Piazza Duomo alle auto, conclusi i lavori di rifacimento del portico, soddisfazione di Cassugana che dice tempi rispettati. Novità per la NOM, aumentano le linee per l'aeroporto Canova, inoltre grazie ad un investimento in innovazione tecnologica su tutti i mezzi della linea 6 sarà possibile pagare a bordo il biglietto. Ieri sera al Pala Verde di Villorba 3.000 volontari alpini sono stati ringraziati per il lavoro svolto durante l'adunata del Piave. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano l'agitazione dei medici di base, ripresa la trattativa tra Regione e Camici Bianchi con un incontro proprio in Regione a Venezia, un incontro collaborativo secondo le parti, tutto rinviato a lunedì prossimo. Si tratterà di un incontro cruciale per scongiurare il nuovo pacchetto di scioperi già annunciato. Tutto rinviato, tutto in sospeso, si arriverà a ridosso della minacciata serrata prima di sciogliere il nodo. Stamane a Palazzo Balbi il faccia a faccia tra il direttore generale della Sanità Veneta Domenico Mantoan e i vertici regionali del sindacato dei medici di medicina generale, per capire se il braccio di ferro è destinato a continuare o meno. Sul piatto, punto per punto, i temi e le questioni. Clima definito collaborativo dalla Regione, anche se le polemiche di questi mesi su stipendi e orari di lavoro, con attacchi frontali da entrambe le parti, lasciano i segni. Dunque, se si otterrà di scongiurare la seconda tranche di ambulatori chiusi tra il 13 e il 15 dicembre, ovvero mercoledì, giovedì e venerdì della prossima settimana, tutto questo sarà chiaro soltanto lunedì, alla vigilia della nuova protesta. Quando cioè l'assessore regionale alla sanità Luca Coletto, oggi impossibilitato a presenziare, sarà della partita. L'obiettivo di Palazzo Balbi è cancellare lo spettro di 4 giorni di protesta dei Camici Bianchi, visto che proprio la settimana prossima, martedì 12, scatterà anche lo sciopero dei medici ospedalieri. Giorni che rischiano di essere da incubo per la sanità veneta. Per adesso infatti gli 81 giorni di guerra calendarizzati dai medici di famiglia restano tali, con gli ambulatori pronti a essere nuovamente chiusi contro le politiche sanitarie della regione, come la mancata attivazione delle medicine di gruppo programmate. Una regione che non vuole però cedere sui fronti aperti, che sulle medicine di gruppo ha già messo sul tavolo risposte chiare, a partire dalla difficoltà concreta di accorpamento in territori dove questo creerebbe disagi per gli spostamenti degli utenti più fragili, come ad esempio gli anziani. Una regione infine che in più di un'occasione ha definito assurdo lo sciopero dei medici, sproporzionato rispetto alle richieste e dannoso per gli utenti. Ed ora parliamo del reddito di inclusione attivo dal 1° gennaio del 2018, già centinaia le richieste arrivate ai comuni dai cittadini e qualche sindaco denuncia il rischio che gli uffici comunali si trovino costretti agli straordinari. Dal 1° gennaio 2018 arriva il REL, ovvero il reddito di inclusione, la misura voluta dal governo per contrastare la povertà e per incentivare l'inserimento sociale. Si tratta di un pacchetto di provvedimenti per singole persone o nuclei familiari, dove il contributo dei comuni giocherà un ruolo fondamentale per costruire, in collaborazione con i centri per l'impiego, un percorso di inserimento socio-lavorativo personalizzato. Ben definiti e rigidi i requisiti per accedere al REL. Possono presentare domanda le famiglie con almeno un figlio minore, un figlio disabile, una donna in stato di gravidanza, una persona over 55 disoccupata e ancora con un valore ISEE non superiore a 6.000 euro e un ISR, indicatore della situazione reddituale, non superiore a 3.000 euro. Ma sono molti altri parametri che ogni comune dovrà prendere in considerazione, perché sono proprio gli uffici dei municipi chiamati a raccogliere e valutare le singole domande. In questi giorni diversi comuni che hanno chiesto l'aiuto dei CAF per il calcolo del parametro ISR.
Stando ad una prima analisi dei centri di assistenza fiscale, non saranno molti i cittadini che potranno accedere al reddito di inclusione, tenendo proprio conto dei paletti stabiliti dal governo. Intanto però sono numerosi coloro che si stanno rivolgendo ai servizi sociali dei rispettivi comuni per avere informazioni e per compilare le domande. Sono 142 le domande che sono giunte sino a ieri, quindi un numero importante destinato comunque a crescere. Se c'è questa domanda, fortunatamente c'è perlomeno una risposta, anche se magari non esaustiva, ma c'è una risposta. Qualche sindaco lamenta il fatto che il grosso del lavoro ricadrà proprio sugli uffici comunali già in sofferenza, come denuncia il primo cittadino di Santa Luce di Piave. Si pensa che il comune possa far tutto dopo anni di tagli di risorse e riduzione del personale, e adesso dobbiamo fare tutto quello che è necessario per il cosiddetto reddito di inclusione, che comporta una serie di lavoro importante con molte ore incredibili che non siamo in grado di svolgere. Due ragazzini rischiano la vita sui binari, si sono seduti proprio accanto ai binari mentre il treno stava sopraggiungendo alle loro spalle. È accaduto a Paese. Avevano pensato bene di fumare una sigaretta in tranquillità, peccato che il posto scelto dai due minorenni era del tutto fuori luogo. I due ragazzini residenti nella provincia di Treviso, ieri intorno alle 13, probabilmente al termine delle lezioni scolastiche, avevano deciso di sedersi accanto ai binari proprio sulla massicciata della linea ferroviaria in via Castellana a Paese. Non solo, ma stavano dando le spalle al treno che stava sopraggiungendo. Le sbarre infatti erano chiuse e da lì a poco doveva arrivare il convoglio proveniente da Vicenza e diretto alla stazione ferroviaria di Treviso. Ad accorgersi del pericolo, a cui stavano andando incontro i minorenni, una volante della polizia che stava transitando lungo la strada. La polizia ha immediatamente fermato l'auto, gli agenti poi in velocità hanno raggiunto i giovani aiutandoli a spostarsi da quel posto e salvandogli di fatto la vita. Subito dopo, a velocità regolare, è transitato il convoglio. I ragazzi sono stati redarguiti e portati in questura, poi sono stati avvertiti i genitori, le famiglie, saputo quanto accaduto, hanno ripreso i figli e ringraziato i poliziotti. I giovani si sono giustificati dicendo che volevano solo fumare con tranquillità, non pensando purtroppo alla grave pericolosità del gesto compiuto. Fra l'altro, nell'ultimo periodo si è alzata l'attenzione delle forze dell'ordine nei pressi delle ferrovie, soprattutto a causa dell'ultima mortale moda, quella dei selfie mentre sta arrivando un treno, moda che è costata la vita a diversi giovani. Situazione diversa in questo caso, ma il rischio è assolutamente lo stesso. Ed ora il giallo di Cornuda con la sparizione della 43enne ucraina Sofia. La procura di Treviso ha aperto un nuovo fascicolo per omicidio e sequestro di persona, ma si continua ad indagare anche sul presunto suicidio del compagno della donna. A poco meno di 10 giorni dalla morte di Daniel Albanese Pascal, 50 anni, che si è impiccato nella sua abitazione, la procura di Treviso ha aperto ora un nuovo fascicolo, sequestro di persona ed omicidio. Intanto si allargano a macchia d'olio le ricerche di Sofia, la compagna di Daniel, svanita nel nulla dal 17 novembre, giorno in cui lo stesso cinquantenne aveva denunciato la scomparsa. Si continua a cercare da Cornuda a Pederoba, da Vidor a Maser, ma per il momento della donna nessuna traccia. Sotto la lente di ingrandimento ora spunta una rubrica di Sofia. Gli investigatori avrebbero trovato numerosi numeri e nomi di uomini. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la vita della 43enne. Di sera usciva spesso e il fine settimana era sempre fuori. Dove andava? Con chi si incontrava? Alcune testimonianze riferirebbero che il rapporto tra i due non sarebbe stato così idilliaco. Lui era geloso. Che cos'è accaduto il 17 novembre quando lei è scomparsa? Ieri è stato eseguito l'esame autoptico sul corpo dell'uomo. Secondo il medico patologo Alberto Furlanetto la morte sarebbe avvenuta per impiccagione, ma ora si attendono i risultati dei prelievi effettuati per capire se nel sangue ci fossero sostanze psicotrope. Insomma, un mistero inquietante di cui ancora ci sono troppe domande senza risposte. Una 85enne di San Vendemiano è stata ricoverata in gravi condizioni con l'elisoccorso al centro Grandi Ustionati di Padova dopo essere stata investita da una fiammata mentre si trovava nella cucina della sua abitazione. L'incidente è avvenuto poco dopo le 13, da chiarire la dinamica del dramma avvenuto ai fornelli. L'anziana presenta estese ustioni al braccio, al torace e al volto. A Cornuda, rubata in chiesa la corona della statua della Madonna, e dopo lo sconcerto dei fedeli il parroco lancia un appello ai responsabili.
Il valore è di qualche migliaio di euro, ma per i fedeli di Cornuda in realtà è molto più alto. Un simbolo, quella corona sul capo della statua della Madonna nella chiesa cittadina, corona che era stata donata nel 2003 dall'allora vescovo Paolo Magnani, qui ritratto proprio nel giorno in cui il prezioso oggetto era stato posto sulla statua. Un simbolo sparito però da giovedì, quando qualcuno, approfittando evidentemente di un momento in cui l'edificio era vuoto, difficile capire quando, l'ha fatta sparire, provocando sconcerto e rabbia tra parroco e fedeli. Io sono il primo ad essere dispiaciuto e tutti siamo rimasti molto scossi. Quando io l'ho detto in chiesa si è capito che la gente è rimasta proprio molto dispiaciuta di questo fatto, è proprio un segno, oltre al valore diciamo commerciale, al valore in sé dell'oggetto, quello che dispiace è proprio il gesto del furto, e quindi è un gesto che dice anche un dispregio nei confronti della Chiesa. Immediata la denuncia, ma Don Francesco vuole fare di tutto per rivedere il sorriso fra i suoi parrocchiani e così lancia un appello per riavere la corona. Se fosse possibile riaverla indietro, sicuramente. Io credo che è un oggetto che non è commerciabile in sé, assolutamente, perché è riconoscibilissimo, e quindi io credo che sicuramente chi l'avesse sottratta potrebbe fare davvero un grande gesto apprezzabilissimo, che sarebbe quello di restituirla. Ed è disposto anche a perdonare il furto nel caso in cui i ladri o il ladro si facciano avanti. Se chiunque potesse in qualsiasi modo restituirla, ma c'è solo da ringraziare e basta, non c'è problema per il perdono. Hanno truffato diversi commercianti in tutto il Veneto, 2 stranieri identificati dalla polizia locale di Cimadolmo. Una banda specializzata in truffe e danni di esercizi commerciali di tutto il Veneto. I loro obiettivi non erano scelti a caso. Nei giorni precedenti al colpo effettuavano dei sopralluoghi per individuare il negozio adatto al loro scopo. Meglio se con un unico commesso all'interno, magari giovane e soprattutto donna. Il modus operandi di un cittadino rumeno di 40 anni e del complice è sempre lo stesso. Entravano in un negozio, acquistavano della merce che intendevano pagare con una banconota di grosso taglio, senza però mai in realtà consegnarla al negoziante. Poi con un gioco di mani, approfittando di un attimo di distrazione del commesso, infilavano in tasca i soldi, dicendo al malcapitato di avergli consegnato il denaro e pretendendo pure il resto. Di fronte alla titubanza e alle rimostranze dell'esercente si scatenava la violenza verbale dei due, che costringeva il commesso a consegnare loro il denaro. L'ultimo colpo in ordine di tempo a Cimadolmo. Nel primo esercizio i malviventi riescono a mettere a segno la loro truffa. Nel secondo, invece, grazie alla prontezza di riflessi della commessa, i due vengono spinti fuori dal negozio, nel quale la donna si barrica prima di avvertire la polizia municipale, che si mette subito sulle tracce della banda. Grazie alle telecamere di videosorveglianza e alle foto segnaletiche, gli agenti riescono a bloccare il 40enne denunciato per truffa. Le indagini continuano per intercettare il complice, ricerche che dovrebbero avere le ore contate. Proprio la tempestiva segnalazione alla polizia locale ha permesso di identificare i responsabili. Novità in arrivo per i passeggi di Viale Vittorio Veneto a Treviso, nei mesi scorsi al centro di numerose polemiche. Arriva infatti la nuova segnaletica. Tra una settimana, al termine dei lavori che hanno visto l'installazione di nuovi segnali sia orizzontali che verticali, entrerà a regime in via sperimentale la nuova soluzione della circolazione proposta dal comando di polizia guidato da Maurizio Tondato, che contempla il passeggio sicuro da parte dei pedoni e l'uso educato delle biciclette. Nello specifico sarà possibile percorrere la ciclabile per le sole biciclette in direzione Villorba. Saranno poi delimitate 2 aree, una riservata ai pedoni di 2 metri e l'altra di 1,5 metri sugli attuali passeggi. Sicurezza idraulica nel capoluogo, concluso un intervento da 40.000 euro a San Pelaio per evitare che si ripetano gli allagamenti del 2014. Per il consorzio Piave è sempre più urgente che i comuni si dotino di un piano delle acque. Abbiamo un problema tecnico con questo servizio, allora andiamo avanti. Più linee della MOM per l'aeroporto Canova, inoltre grazie ad un investimento in innovazione tecnologica su tutti i mezzi della linea 6, che ci vede primi in Italia a sperimentare il pagamento a bordo con carta di credito.
Benvenuto a bordo. Basta avvicinare la carta di credito o il bancomat e il biglietto è acquistato. I turisti e cittadini che ogni giorno utilizzano la linea 6 della MOM per raggiungere l'aeroporto Canova di Treviso non avranno più la necessità di acquistare il ticket cartaceo. Per la prima volta in Italia, sui mezzi urbani che effettuano il servizio saranno installati i primi sistemi di pagamento con le carte di credito e POS. Abbiamo un pagamento con carte di credito, questo è un'innovazione assoluta in campo nazionale e questo è un pregio per MOM averla introdotta qua a Treviso sull'area dell'aeroporto. A partire dall'11 dicembre inoltre sarà definitivo il potenziamento delle linee che effettuano la tratta stazione ferroviaria Aeroporto Canova. Oltre alle 38 corse della linea 6 saranno a disposizione anche le corse MOM delle tratte extraurbane, le linee 101, 102 e 103. Gli utenti avranno a disposizione oltre 140 corse con frequenze da 5 a 10 minuti negli orari di punta. Abbiamo aumentato la cadenza proprio come se fosse una navetta, dall'aeroporto alla stazione e centro città e viceversa. Passiamo quindi ad una cadenza a regime dai 5 ai 10 minuti, in modo tale che il cliente non può attendere più dei classici 10 minuti d'orologio. Il turismo, ricordato Stefano Marcon, presidente della provincia, primo azionista di MOM, rappresenta uno dei settori di maggiore sviluppo per l'economia della Marca. È molto grande la soddisfazione da parte della provincia di Treviso, più moderno il sistema di trasporto, più digitale, più smart, più vicino insomma alle esigenze di tutti e sulla linea dell'innovazione a cui ormai da cui nessuno può prescindere ormai. In zona stazione saranno quindi posizionati totem informativi e segnaletica in tutte le lingue. Ci fermiamo adesso per pochi minuti di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Siamo tornati in diretta con le notizie da Treviso e provincia. Un mese di polemiche, oggi finalmente la riapertura di Piazza Duomo alle auto. Conclusi i lavori di rifacimento del porfido, soddisfazione da parte di Cassugana che dice tempi rispettati. Alle 12:30 di oggi le auto possono passare su Piazza Duomo. Piazza Duomo riaperta alle auto a un mese esatto dall'avvio del contestato cantiere. Fino a lunedì non potranno però transitarci gli autobus che continueranno a percorrere via San Liberale, Borgo Cavour, Viale d'Albiano, Fra Giocondo e si metteranno sul PUT da Varco Filippini. Ancora spenti i varchi elettronici di via San Francesco e via Cornarotta. Lavori di rifacimento del porfido terminati in tempo per il ponte dell'8 dicembre. Hanno rispettato i tempi, per cui siamo felici. Adesso restituiamo piano piano la piazza alla bellezza sua originale. Abbiamo evitato altri incidenti, per cui questo lavoro si doveva fare, lo abbiamo fatto nei tempi prestabiliti. Shopping natalizio salvo, l'amministrazione comunale tira un sospiro di sollievo dopo la lunga apnea. Il rischio che i lavori andassero per le lunghe c'era, in ballo gli affari di esercenti e commercianti nel periodo clou dell'anno, quello di Natale. Anche noi avevamo questo stesso timore, perché poi non dipende solo dalla volontà umana, ma se avesse fatto 15 giorni di pioggia sarebbe stato, però abbiamo voluto rischiare, poi alle volte siamo anche fortunati, per cui come questa volta ci è andata bene. Piazza rimessa in sicurezza, ci si gode le feste, poi si vedrà. In teoria l'intervento prevede 2 stralci. Dopo le feste vediamo se il cantiere potrà ripartire, se ripartirà comunque dando spazio alle auto che passino. Raccolta dei rifiuti e sostenibilità, presentato da Contarina il bilancio sull'impatto economico e sociale della propria attività dall'indotto nel territorio e ai benefici della trasformazione del materiale riciclato. Benvenuto a bordo. Basta avvicinare la carta di credito o il bancomat e il biglietto è acquistato. I turisti e cittadini che ogni giorno utilizzano la linea 6 della MOM per raggiungere l'aeroporto Canova di Treviso non avranno più la necessità di acquistare il ticket cartaceo. Per la prima volta in Italia, sui mezzi urbani che effettuano il servizio saranno installati i primi sistemi di pagamento con le carte di credito e POS. Abbiamo un pagamento con carte di credito, questo è un'innovazione assoluta in campo nazionale e questo è un pregio per MOM averla introdotta qua a Treviso sull'area dell'aeroporto. A partire dall'11 dicembre inoltre sarà definitivo il potenziamento. Scusateci, questo è il servizio dedicato alla MOM che avete visto in precedenza, adesso invece vediamo quelli che sono i risultati del bilancio presentato oggi da Contarina.
20 milioni di euro fatturati ad aziende del territorio, di cui 8 alle cooperative sociali. Quanto ai dipendenti, il 94% su un totale di 628 risiede in provincia di Treviso. Impatto economico, sociale e ambientale della raccolta differenziata dei rifiuti tracciato da Contarina nel suo quarto bilancio di sostenibilità riferito al 2016. Contarina azienda traino del territorio. Il 37% dei fornitori ha sede nella Marca. Quanto all'occupazione, l'affidarsi alle coop consente di far fronte a vere e proprie emergenze sociali. Un indirizzo che abbiamo assunto anche sulla spinta su dei sindaci che molte volte devono ricorrere proprio alle cooperative sociali per affrontare alcune situazioni di difficoltà di persone di inserimento nel mondo del lavoro, e quindi noi ci siamo fatti carico di trasferire una parte del lavoro proprio a queste cooperative, proprio per venire incontro a questa esigenza. Raccolta differenziata all'85%, produzione dei rifiuti pro capite di 386 kg contro una media nazionale di 497. La corretta gestione dei rifiuti prodotti ha fatto risparmiare nel 2016 81.000 tonnellate di emissioni di anidride carbonica e 1 milione di metri cubi d'acqua. Con l'acciaio raccolto si possono produrre 16 km di binari, col vetro 36 milioni di bottiglie, per non parlare degli imballaggi. Le felpe con il PET e con gli altri polimeri, le plastiche miste, abbiamo contato per esempio le panchine, perché sono fondamentali per esempio per anche l'arredo urbano, con uno sbocco sul mercato appunto di materiali che sono i risultati della raccolta differenziata. Assistenza domiciliare pediatrica, un progetto partito nel 2014 che è riuscito ad aiutare molte famiglie ma soprattutto molti bambini. Oggi l'AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie, ha donato all'USL una nuova auto per garantire questo delicato servizio. L'obiettivo del progetto è quello di aiutare i piccoli pazienti oncoematologici, dando loro la possibilità di poter seguire a casa alcune terapie. Ma l'iniziativa è importante anche perché dà un sostegno alle famiglie costrette a vivere un simile dramma. Oggi l'AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie, parte attiva dell'intero progetto, ha messo a disposizione del personale sanitario una nuova auto per l'assistenza domiciliare pediatrica. I nostri operatori vanno a domicilio, li seguono con le terapie a domicilio e li aiutano anche, ovviamente aiutano la famiglia come sostegno e i bambini a fare un percorso di cura e di terapia. Al centro del servizio è il bambino e le sue esigenze. Il personale sanitario si reca a casa dei piccoli al mattino presto, così da poter consentire loro di andare a scuola. È importantissimo questo servizio perché, come ben sappiamo, un bambino quando affronta l'ospedale è sempre traumatico, pertanto è ben che anziché il bambino che raggiunga un reparto, è bene che i medici affrontino questo servizio. Per l'assistenza domiciliare pediatrica sono stati formati ben 112 operatori in provincia di Treviso, sono una ventina i casi di piccoli colpiti da questa patologia. Abbiamo circa 20 casi, 15-20 casi all'anno di nuove diagnosi di malattie tumorali. La più frequente di queste malattie tumorali dei bambini è la leucemia, che colpisce ogni anno abbiamo circa 4-5 casi, nuovi casi. Quanti bambini sono seguiti attualmente a casa? Da quando è partito il servizio, cioè nel marzo 2015, noi abbiamo preso in carico 15 bambini e 15 famiglie. Ieri sera al Palaverde di Villorba 3.000 alpini volontari sono stati ringraziati per il lavoro svolto durante la Dunata del Piave. E ora onore alla bandiera di guerra del 7° Reggimento Alpini. Sono passati ormai 7 mesi dalla 90ª Dunata del Piave, eppure le immagini, i suoni, le emozioni di quelle giornate sono ancora vivi nel cuore delle penne nere e dei trevigiani che hanno contribuito a fare di questa la Dunata dei record. Tutti mi dicono che sono uscito dal Consiglio Direttivo Nazionale con la mia ultima Dunata con il botto. Infatti 650.000 partecipanti nella giornata del sabato e della domenica è qualcosa di eccezionale. Record anche nei costi per l'organizzazione, contenuti rispetto ad altre adunate. Abbiamo speso
meno di 1,5 milioni per questa adunata, cosa straordinaria. Siamo perfettamente rientrati con i costi e abbiamo raggiunto un equilibrio, quello che ci aspettavamo. A contribuire a questo successo le oltre 3.700 penne nere, tutti volontari che ieri sono stati ringraziati per quanto fatto durante la grande festa alpina. Questa sera era giusto invitarli, dare loro una piccola pergamena, non è niente ma è un segno di riconoscimento e una bicchierata di tutti. Il volontariato caratterizza da sempre il corpo degli alpini. Le penne nere sono le prime ad arrivare dove c'è un'emergenza, che si tratti di un'alluvione o di un terremoto. Mi piace vedere il sorriso della gente. Quando andiamo via dal posto di un terremoto, anche se la gente soffre, vedere il sorriso delle persone è il nostro ricambio che ci dà, il nostro ringraziamento, basta il sorriso delle persone. Subito dopo di noi 20:10, ospiti Giovanni Giusto, consigliere della Lega Nord di Venezia, e Nicola Pellicani, consigliere del Partito Democratico di Venezia. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per l'attenzione e buona serata. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Prosegue il bel tempo stabile, per lo più soleggiato su tutto il nostro territorio. Vediamo insieme la situazione nel dettaglio. Sul Veneto possibilità di nebbie o foschie sulla pianura padana, meno possibili su quella veronese e trevigiana. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso altrove. Vediamo le temperature, le massime saranno comprese tra 5 e 8 gradi, valori notturni sotto zero ovunque. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Un'altra giornata decisamente soleggiata sulla nostra regione, con il cielo che sarà sereno o poco nuvoloso. Da segnalare soltanto la possibile formazione di foschie sulla pianura pordenonese. Vediamo le temperature, le massime saranno comprese tra 6 e 10 gradi, valori notturni tra -2 e 0 gradi. E concludiamo con uno sguardo alla situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Continua la presenza dell'alta pressione sulla nostra regione e dunque sarà bel tempo. Il cielo si presenterà decisamente sereno e terso su tutto il territorio. Vediamo anche in questo caso le temperature, le massime saranno attese sui 7-8 gradi, valori minimi fino a -4 gradi a Bolzano, 0 gradi invece a Trento. Il mare sarà generalmente calmo, i venti deboli occidentali sulle zone costiere e moderati al largo. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.